per tutti i tifosi bianchi, lo sappiamo bene, resta sempre lo stadio Omo Bono Terni, per cui eccoci questa sera già a tutto. Eccoci, ecco, vediamo se il microfono fa un po' i capricci. Allora, dicevamo che il salotto buono per tutti i tifosi biancocelesti resta sempre lo stadio Omo Bono Terni, per cui eccoci questa sera già a campionato iniziato, soprattutto dopo la bella vittoria di domenica in Laguna, presentarci al pubblico biancoceleste, quel pubblico che non ha mai smesso di amare questa squadra. Squadra nuova, nuova dirigenza, vecchia passione per i colori biancocelesti. Eccoci ad iniziare questa serata che inizia proprio dal futuro. Quel futuro rappresentato dal settore giovanile della Treviso Academy, che cercherà come sempre di tenere alti i colori di Treviso nei loro rispettivi campionati. Possiamo quindi iniziare con facendo uscire le formazioni della Treviso Academy dai bimbi a quelli più grandi. Treviso Academy 2014-2015, filiata all'Alci di Treviso. Le squadre che schiereranno in campo partono dal settore giovanile dei più vicini, con la prima squadra in campo i Pulcini 2008 e 2009 di mister Andrea Cunio e Francesco Tocca. Pulcini 2008 e 2009. A seguire l'altra categoria Pulcini, quella del 2007, Treviso Academy. Pulcini del 2007 di mister Andrea Tonetti. Terza squadra per la Treviso Academy, i Pulcini del 2006, di mister Michele Ferrari e Paolo Balbo. Pulcini 2006. Ed ora la squadra dei Pulcini 2005 di mister Antonio Vecchione e dirigente Roberto Moretto. Ricordiamo che Treviso Academy nel campionato 2014-2015 sarà affiliata all'Alci di Treviso. Ed ora l'ultima categoria per i Pulcini, quelli degli anni 2004 di mister Andrea Boscolo con il dirigente Cristiano Ianna. Queste sono le squadre dei Pulcini della Treviso Academy per la stagione 2014-2015. Proseguiamo con gli esordienti misti e con le formazioni a 9 di mister Andrea Boscolo e dirigente Gianna Cristiano. Esordienti mister e calcio a 9. Ricordiamo che il responsabile del Treviso Academy è una vecchia bandiera del Treviso calcio Silvano Russo. Il Pulcini del 2004 di mister Otello De Piccoli e di Alulla Perumba. Proseguiamo anche con gli esordienti a 9 del 2003 di mister Otello De Piccoli, dirigente Riccardo Gerardi. Proseguiamo anche con gli esordienti a 11 anni 2002 di mister Dennis Benedetti, il dirigente numero è Paolo Bruzzolo. Squadra esordienti
2013 del 2002. Aumentiamo di categoria, passiamo ai giovanissimi provinciali di mister Andrea Keller, giovanissimi provinciali della Treviso Academy. Il mister Andrea Keller, i dirigenti Claudio Bassanello e Pier Giorgio Rocchi. Giovanissimi provinciali Treviso. Ed infine l'ultima squadra per la Treviso Academy, gli allievi provinciali di mister Ennio Cuculin, con dirigenti Massimo Recci e Fabio Serafin. La categoria maggiore per quanto riguarda la Treviso Academy. Come vedete, la Treviso Academy porta forza una moltitudine di ragazzi che saranno il futuro, speriamo, per l'AC di Treviso. Per ultimi la squadra che fa parte della società ACI di Treviso, per la squadra Juniores Provinciali di ACI di Treviso. Squadra juniores della ACI di Treviso. E qui abbiamo tutto il Academy. Quindi tutti questi atleti che hanno, come sempre fanno, con la loro divisa bianco-celeste, Treviso Academy 2013-2014. Un applauso a questi giovani atleti.